La nube ha avvolto le colonne doriche, simbolo di Agrigento, paura per il parco archeologico paesaggistico Valle dei Templi. Quelle che vedete sono le immagini dell'incendio a sud della zona A, durato diverse ore. Quello di ieri è stato un lungo ed a tratti infinito pomeriggio per la forestale e i vigili del fuoco e tutti quanti gli addetti ai lavori, che insieme hanno fatto sì che la situazione non degenerasse. Il primo rogo in Viale Emporium, poi hanno bruciato le montagne ai piedi della Valle dei Templi. Si è precipitato sul posto il direttore del parco Giuseppe Parello, volendo assistere di persona alle operazioni. La viabilità ha subito bruschi rallentamenti, chiuse due arterie principali della città, la rotonda Giunone e il viale Alberato. Sul posto anche la polizia di Stato e i vigili urbani. Si è alzata una colonna di fumo visibile in quasi tutta la città. L'incendio è stato spento nel tardo pomeriggio, intorno alle 20, quando hanno agito gli elicotteri dell'aeronautica militare, allertati proprio dalla forestale. L'incendio è stato spento, la città tira un sospiro di sollievo, ma i danni alla vegetazione sono ingenti. L'allerta però non si placa, nuova comunicazione da parte della protezione civile, anche per oggi la pericolosità per Agrigento resta alta. Se il rischio nelle altre città è diminuito, Agrigento, causa gran caldo, ha un livello allerta alta. Ad Agrigento per tutta la giornata di oggi sono previsti picchi da 40 gradi, dunque l'ondata di calore è ancora dietro l'angolo.